Dopo il doveroso applauso in memoria dei due poliziotti periti ieri a Trieste nello scontro a fuoco nella questura del capoluogo giuliano, e anche per ricordare la piccola sveva per cui il mondo della pallacanestro, soprattutto regionale, si era mosso con grande spirito di servizio, iniziamo la seconda partita della prima giornata del Basket Day di andata della Serie C regionale Friuli Venezia Giulia 2019-2020. Per quanto ci riguarda è l'11ª stagione. Ai microfoni di BHTV FVG Sport Channel, prima sullo Sport Friuli, per raccontarvi la pallacanestro in questa regione. In campo la DGM BH Pub Campoformide maglia bianca, opposta alla Credit Friuli Cervignano in ABC Cervignano in maglia blu. 2-0 punteggio con i primi 2 punti degli udinesi. Dall'altra parte sbaglia Cervignano con uno dei giocatori culto degli ultimi 20 anni a livello di basket regionale, vale a dire Jacopo Sael di Just, numero 8, che è in campo assieme ai compagni numero 17 Aloisio, il numero 15 Mainardi, il numero 7 Riccardo Tossut, e completa il quintetto cervignanese il numero 10 Giovanni Musig. La DGM BH Pub è in campo con il numero 19 che va a realizzare in transizione Gigi Cautiero, il numero 2 Daniel Okenen, il numero 9 Matteo Minisini, il numero 11 Stefano Monticelli. Completa il quintetto dei campoformidesi il numero 8 Andrea Angeli. Sulla panchina cervignanese c'è Thomas Miani con coach Davide Dreas come assistente. Sulla panchina della DGM c'è Daniele Marchettini con Marco Milan come assistente. 6-0 punteggio, hanno iniziato decisamente meglio i giocatori di Marchettini questa sfida. Squadra giovane imbottita di giocatori under, la BH Pub DGM Campoformido. Altrettanto si può dire della squadra di Thomas Miani. Okenen dall'angolo, sbaglia il catch and shoot. Poi anche Musig non completa la transizione offensiva cervignanese. Minisini, Cautiero scarica verso Angeli, attacca canestro, viene stoppato da Loisio senza recupero. Rimessa in zona d'attacco per la DGM. Cautiero, Okenen, taglio flash a centro area, Angeli, Minisini non ribaltallato allo scadere dei 24 secondi. Scade il tempo a disposizione della BH Pub DGM. Palla persa dai campoformidesi. Ulteriore opportunità in fase offensiva per la squadra cervignanese. Risalita in Serie C al termine della passata stagione, Serie C Silver. Musig, una finta che manda al bar bene una birra Angeli. Sono i primi 2 per Cervignano. Minisini, Angeli prova a farsi perdonare, lo fa infilando la tripla sullo scarico di Minisini. 9-2 punteggio, 7 minuti al termine del primo quarto. Ci diceva Thomas Miani prima dell'inizio del match che sulla squadra ci sono 10 giocatori, 10 contati. Ha meno problemi di numeri di giocatori da mettere a riferto il suo collega Marchettini. C'è il fallo di Okenen che manda lunetta a Loisio. Nel frattempo sono arrivati anche Dario Darduin e Claudio Fontanelli, quindi adesso si può dire che il Basket Day è iniziato ufficialmente. Due decani del giornalismo cestistico in provincia di Pordenone. Aloisio realizza
il secondo tiro libero a sua disposizione. 6 minuti e 50 secondi al termine del primo quarto. 9 BH Pub DGM in attacco, 3 Credit Friuli Cervignano in difesa. Ecco degli inquadrati, premiata ditta da Arduin Fontanelli. Monticelli sbaglia il catch and shoot da 3, aggressivo sulla linea di passaggio Mainardi, che ha fatto tutto bene tranne l'ultima scelta di passare invece che andare a tirare. Era arrivato col naso sotto il canestro, ha invece optato per un passaggio che gli ha detto male. Dall'altra parte punisce Cautiero di Just per metterci una pezza, ma il punteggio resta 11-3 per Campoformide nell'attacco. Minisini accelera, poi trova Angeli che brucia la prima linea di passaggio, in avvicinamento, palleggio questo tiro sbagliato, la palla arriva a Cautiero, altri 14 secondi a disposizione della BH DGM, rincula Cautiero, body check falloso da parte di Just, rimessa in zona d'attacco per Campoformido. Altro fallo fischiato alla difesa, stavolta Musig. Okenen da 3 punti, si stampa sul ferro, rimbalzo per Musig. Buon rientro difensivo della DGM. Musig allora opta per la tripla in step back, fortunato perché la palla sul ferro lasso del palaflora di Torre viene risucchiata dall'anello, quindi 3 punti per Musig. Dall'altra parte si coordina bene Cautiero e col semigancio sinistro in controtempo riesce a realizzare il canestro del più 7 per la BH Pub, 13-6 punteggio. Musig di Just, la tripla di Jacopo, e con il canestro del giocatore di testa di Aquileia la Credit Friuli risale a -4, 13-9. Siamo alla metà del primo quarto. Intanto, siccome siamo in diretta, sono in grado di darvi i risultati del calcio di eccellenza. A Fiume Veneto ribaltata la situazione grazie a un rigore di Paciulli al 91esimo. Il Fiume Veneto è passato in vantaggio per 3-2 sul Lumignacco. Lumignacco che vinceva 1-0 e poi padroni di casa hanno rimesso in piedi il match. Calcio eccellenza, Fiume Veneto 3, Lumignacco 2, non è ancora finita ma siamo nei minuti di recupero. Angeli attacca il canestro, poi esce dal campo, palla persa per la BH Pub DGM. È entrato anche Cestaro nella fila nella Credit Friuli, numero 20. Tossut dalla virata, sbaglia, rimbalzo di Okenen. Minisini gioca contro la difesa schierata a Credit Friuli. Minisini si butta dentro, la palla in qualche modo arriva a Monticelli che arma la mano di Cautiero, che da lì può essere pericoloso. Sbaglia Cautiero, a rimbalzo offensivo Okenen, schiena di Just e mette 2 di semigancio. 15 DGM, 9 Cervignano, 3 minuti 56 secondi al termine del primo periodo. Tanto sempre calcio di eccellenza
il Tor Viscosa è passato a Lignano sul campo del Brian. Puddu al 64esimo ha portato in vantaggio il team di Pittilino, quindi è Brian 0, Tor Viscosa 1. Calcio di eccellenza, ve lo ricordo, qui siamo in diretta dal Palaflora di Torre di Pordenone per la seconda partita della prima giornata del Basket Day di andata del campionato di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia 2019-2020. In attacco la Credit Friuli Cervignano, maglia blu, con 6 lunghezze da recuperare rispetto alla BH Pub DGM Campoformido. C'è stato dietro al blocco, spara la tripla, la segna e dimezza lo svantaggio. 15 per chi attacca, 12 per chi difende. 3 minuti 26 secondi allo scadere del primo quarto. Cautiero attacca canestro, tiene il contatto, si coordina, segna Cautiero, uno dei talenti principali del vivaio friulano, Gigi Cautiero. Per lui anche l'esperienza con la prima squadra di coach Ramaldi e la più Old Wild West, che domani sarà di scena a Rosetto degli Abruzzi al Palamaggetti contro i padroni di casa nella prima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Old Wild West che è title sponsor del campionato e main sponsor della APU. Due minuti 54 secondi al termine del primo quarto. Nella DGM è entrato anche Gianluca Tamigi. Qui Monticelli commette fallo in attacco, sbracciando sul difensore, tentativo di liberarsi dalla mossa difensiva. È finita intanto la partita a Fiume Veneto. Padroni di casa del Fiume Veneto Manni hanno battuto il Lumignacco per 3-2. Calcio eccellenza. Tossut, c'è stato, attacca canestro, resiste al contatto, fallo di Monticelli. Ci saranno 2 tiri liberi per Andrea Cestaro. Fa solo 1 su 2 il numero 20 cervignanese. Tamigi. Gioca a 2 con Oken. Monticelli fa saltare il difensore in avvicinamento, palleggio, resto, tiro, canestro di Stefano Monticelli, fatto bene, di tecnica. Ci scrive referto pure lui. Sempre più 6 per la DGM, 19-13, 2 minuti al termine del primo quarto. Tossut dietro al blocco, spara la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Monticelli che poi viene fermato da un fallo di Cestaro. E siccome è il quarto fallo di squadra della... No, è il quinto fallo invece, quindi ci sono 2 tiri liberi per Monticelli perché bonus esaurito già da Cervignano. 2 tiri liberi per il numero 11 udinese. Fa 2 su 2 Monticelli, fissando il 21-13 più 8 per la BH Pub DGM sulla Credit Friuli ABC Cervignano. 1 minuto 54 secondi al termine del primo quarto. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus.
Dai e vai con Cestaro che mette in moto il numero 18 Edoardo Rivoli, sbaglia il tiro da 3, arriva a rimorchio Monticelli, spara pure lui la tripla, la sbaglia. A rimbalzo c'è il fallo di Mainardi ai danni di Okkenen, che andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Fa 1 su 2 il centro della DGM. Un minuto 20 secondi al termine del primo quarto, più 9 BH Pub. Poi sull'entrata di Cestaro c'è il fallo del numero 3 campo formidese Alessio Gallizia. Due tiri liberi per Cestaro. Tamigi forza l'entrata, sbaglia, sfortunato. Ancora rimbalzo per Cestaro, che poi commette l'errore di saltare senza avere le idee chiare su come gestire la boccia. Questo è Lorenzo Basso che attacca al ferro, sbaglia. Stavolta Cestaro è più accolto nella gestione della transizione offensiva. Il pallone arriva a Meroi, ma prima c'è l'infrazione di passi commessa dal numero 20 cervignanese. 45 secondi lo scadere del primo quarto, 22 DGM in attacco, 14 Cervignano in difesa. Rientra Cautiero nella squadra di coach Marchettini. Alizia tiene il perno, poi sbaglia l'appoggio. Mainardi non può andare fino in fondo Cervignano perché c'è discrepanza di 4 secondi tra il cronometro del 24 e quello della partita. Allora Music dice vabbè, perso per perso, sparo la tripla stampandola sullo spigolo del tabellone. Tamigi allo scadere del primo quarto, Tamigi segna e occhio che c'è anche un fallo sotto canestro, fallo commesso da Okkenen, e quindi dal momento che entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus, sicuramente DGM ha esaurito il bonus, ci sono 2 tiri liberi a disposizione di Edoardo Rivoli a 6 decimi al termine del primo quarto. Rivoli segna il secondo e allora, nonostante il tentativo di Tamigi di disintegrare l'impianto di aereazione del Palaflora, al termine del primo quarto la DGM BH Campoformido conduce 24-15 sulla ABC Credi Friuli Cervignano. In ogni
Secondo periodo al Palaflora di Torre di Pordenone in campo per la seconda partita della prima giornata del Basket Day di andata della Serie C Silver Friuli Venezia Giulia, stagione 2019-2020. In campo DGM Campoformido in maglia bianca, Cervignano in maglia blu, 24-15 più 9 per i campoformidesi di coach Marchettini. Allo scadere dei 24 secondi di Just subisce il fallo di Paolo Gabai, peraltro mal consigliato perché Di Just si stava incartapecorendo da solo, stava già suonando la sirena dei 24. Gabai ha sprecato un fallo inutile. In lunetta Jacopo Sael di Just. Che fa 0-2, il possesso però resta a disposizione della Credi Friuli con Tossut che accelera un catch and shoot dai 6,75. Dall'altra parte segna Lorenzo Basso con il fallo dello stesso Tossut, che dunque perpetra un paio di nefandezze su entrambi i lati del campo nel giro di pochi secondi. Tiro libero aggiuntivo per Basso. A segno, quindi completa il gioco da 3 punti il numero 7 Campoformidese, più 12, massimo vantaggio BH Pub Campoformido, 27-15. Siamo nel primo minuto del secondo periodo. Tossut sale di Just per il blocco, poi rolla verso canestro Jacopo, mette in moto ancora la Credi Friuli che arriva al tiro dall'angolo dai 6,75, a segno da parte di Music, e quindi tampona un po' la falla la squadra di Thomas Miani. Qui stop di Music che segna un altro canestro da 3, però così a occhio e croce mi sembrava abbastanza col piede, l'intercetto sembrava quasi ok. Manuel De Rossi che è a fianco a me mi dice no, e quindi ha ragione ovviamente Manuel. Momento favorevole a Cervignano, ancora Music che arma la mano di Just, spara la tripla, sbaglia, rimbalzone di Aloisio. Ancora Music, si schianta contro Galizia, che tiene bene la posizione. Tossut, ancora di Just, scivola Cautiero, ma di Just è semplicemente più bravo e con senso del tempo, con il semigancio, completa il parziale di 8-0 con cui Cervignano è rientrata a -4 sul 27-23, 7 minuti e 40 secondi al scadere del secondo quarto. Questo è uno di quei momenti in cui la DGM BH Pub va in confusione. Momento favorevole alla Credi Friuli Cervignano. Marchettini, che conosce i suoi polli, sa perfettamente che fosse il caso di chiamare un time out per parlarci sopra. 7:44 al termine del secondo quarto, DGM 27, Cervignano 23.
Dopo il time out di nuovo in campo BH Pub DGM Campo Formido e Credit Friuli Cervignano, più 4 per i campoformidesi, ma c'è un parziale aperto di 8-0 per Campo Formido, per Cervignano. Di Just segue sul suo tiro, recupera il rimbalzo, ancora di Just che subisce il fallo di Gabbai e quindi rimessa in zona d'attacco per il team di coach Thomas Miani. Tiro da 3 punti da parte di Meroi, poi si impegna Aloisio a recuperare il rimbalzo offensivo, la palla è però per Campo Formido. Tamigi pompa la boccia in attesa che gli si liberano linea di passaggio. Gabbai non benissimo, bravo Aloisio in difesa. Gabbai in palleggio, arriva il suo soccorso Basso, ma scadono a quel punto i 24 secondi. Non è servito tantissimo il time out a coach Daniele Marchettini, i suoi sono ancora in rottura prolungata. Sempre 27-23 il punteggio, 6 minuti 38 secondi allo scadere del secondo quarto. Meroi, Musig, Trossut, guarda il canestro, poi arma la mano di Musig, alto tiro da 3 e alto canestro di Musig che porta i suoi a -1, 27-26, partita riaperta, ammesso che sia mai stata chiusa ovviamente. Cautiero cerca il post-up di Gabbai, ma poi se la gioca dal palleggio contro Di Just. In qualche modo la palla arriva a Basso che attacca il canestro, Euro step di Basso. Si complica la vita bene anche la difesa cervignanese. E adesso il parziale aperto è di 11-0. Gabbai dopo la virata sbaglia, al rimbalzo Galizia pulisce i tabelloni e dà un po' di ossigeno alla BH Pub DGM, riportando i suoi a +3 sul 29-26. A questo punto è Thomas Miani che chiama timeout. 5 minuti 43 secondi al termine del secondo quarto. Campo Formido ha ancora 2 falli da spendere prima di esaurire il bonus, mentre Cervignano ha commesso un solo fallo di squadra. Cinque minuti 43 secondi al termine del secondo quarto. Questa è la seconda partita della prima giornata del Basket Day di andata della Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia, stagione 2019-2020. Uno degli indicatori per capire se le squadre sono allenate bene oppure no, oppure se i giocatori seguono i propri allenatori oppure no, è capire come giocano la prima azione in uscita dal timeout.
Thomas Miani abbiamo un problemino, visto come i tuoi hanno gestito questa azione. Ma insomma è la prima giornata, la prima partita ufficiale. Ci sta che le squadre non siano ancora del tutto rodate. Nel frattempo siamo in diretta e sono in grado di aggiornarvi anche sul risultato della Delser Basket School, che è di scena a Milano sul parquet del Sanga, al Palasport Giordani di Milano, avanti 31-18. A metà gara la formazione di coach Matassini. Qui siamo 31-26 per la DGM e il tiro da 3 punti non vale perché c'è un fallo sotto canestro. Il fallo è di Basso. No, il fallo di Angeli, numero 8. Non sono effettivamente nella migliore posizione per leggere le segnalazioni arbitrali. Nel frattempo è arrivato anche Ciccio De Colle, sarà impegnato stasera nell'ultima gara della prima giornata del Basket Day con la sua squadra San Daniele. Just catch and shoot sfortunato, entra ed esce la palla, ma poi Galizia si addormenta al rimbalzo difensivo, viene buggerato da Mainardi che ne mette 2, 31-28. Attacca il canestro Angeli, difende bene Torsut, Cautiero attacca Di Just dal palleggio. Di Just non può tenere Cautiero in questa situazione tecnica e quindi il fallo del numero 8 capitano cervignanese. Thomas Miani corre ai ripari, richiama in panchina proprio il suo giocatore, manda in campo il numero 16 Meroi. Due punti buoni per Cautiero. Stavo intanto rispondendo ai vostri messaggi via chat, via WhatsApp, siete in tantissimi. State seguendo in diretta su BHTV in esclusiva il Basket Day della Serie C Silver. Guarda lì che cosa ti combina Meroi. Un bel canestro in controtempo in acrobazia, evitando le chele di Okenen che stava arrivando alla stoppata. Sempre meno 3 per Cervignano. Cautiero dal palleggio a centro area, serve Okenen che approfitta del buco difensivo cervignanese. Proprio Meroi, del quale avevo elogiato le gesta qualche secondo fa, commette un fallo abbastanza inutile. Tiro libero aggiuntivo per Daniel Okenen. A proposito di amici di BHTV e FVG Sport Channel, vi ricordo anche gli appuntamenti con le nostre produzioni. Domani saremo alle 18 alla polifunzionale di via Baden-Powell a Monfalcone per l'esordio casalingo della Pontoni di coach Tomasi, in diretta su BHTV FVG Sport Channel, canale 113 del digitale terrestre. Domani invece saremo in diretta streaming dal Palaceccarelli di Martignacco per l'esordio casalingo della Intercità Fiera Libertas Martignacco del presidente Bernardino Ceccarelli, di coach Marco Gazzotti, contro il Soverato nel campionato di Serie A2 femminile di pallavolo, altra nostra grande esclusiva. E poi la prossima settimana, a partire da lunedì, come al solito, vi daremo modo di rivedere le partite del Basket Day di oggi. Seguiremo la gara indifferita della Delser a Milano contro il Sanga. E poi con le produzioni di BHTV FVG Sport Channel. Settimana prossima inizia
e so che è un must per tanti di voi la seconda stagione di In Cucina con Franchina. Chissà che le cornie e che ospiti ci regalerà lo chef Franco Terenzani. E poi il BH Club con il direttore Davide Michalic, le trasmissioni legate all'attualità calcistica e cestistica di BH TV, tutto quello che fa informazione e opinione sportiva e non solo sul palinsesto, il 113 digitale terrestre, poi tutto in diretta o in differita anche sulla nostra web TV o il canale YouTube o la pagina Facebook di FVG Sport Channel. Okenen fa tutto bene tranne l'appoggio e poi commette anche fallo di frustrazione. Quindi fallo in attacco per il numero 2 Campoformidese. Terzo fallo personale per lui, quindi squilla un campanello d'allarme per coach Marchettini, che infatti richiama in panchina Okenen e manda in campo il suo numero 6 Emanuele Ceschia. 2 tiri liberi per Aloisio, perché la DGM ha nel frattempo esaurito anche il bonus. E qui c'era tanto cuoio sotto le mani di Cestaro sull'iniziativa di Minisini. Viene fischiato fallo alla difesa. 2 tiri liberi per Matteo Minisini. Mini segna il primo personale a sua disposizione. Segna anche il secondo e tiene a più 7 i suoi. 38-31, 2 minuti e 5 secondi al termine del secondo quarto. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus. Meloi attacca Cautiero. Tossut da fermo scheggia malapena primo ferro. Tossut non è entrato ancora in partita. Minisini attacca, ma poi non ha linee di passaggio pulite. Si preferisce andare da Monticelli, che vuole giocarsela 1 contro 1 contro Mainardi. Scarica per Ceschia dall'angolo. Jump sul primo ferro da parte di Emanuele Ceschia. E da quest'altra parte c'è stato con lo Eurostep, mette in difficoltà la difesa, subisce il fallo di Minisini. Vai Lunetta con 2 tiri liberi. Non vedo Ubic. Ciao Lorenzo. Ciao piccolo. Segna il dalla lunetta Cestaro. 38 DGM in attacco, 33 Campoformido in difesa, Cervignano in difesa, Campoformido con Angeli, Ceschia. Ascoltiamo anche coach Beretta nel frattempo, anche lui impegnato stasera. Tossut, si vede sbarrata la strada. Cestaro arriva al ferro, sbaglia ma subisce il fallo di uno a caso tra Ceschia, Cautiero e Minisini. Il fallo di Ceschia. È arrivato anche coach Beretta, che stasera sarà impegnato nella partita con la sua Cordenons contro Pordenone, contro San Daniele. E Lunetta Cestaro coi tiri liberi. Siamo nell'ultimo minuto del secondo quarto.
Ancora 2-2 per il numero 20 cervignanese. Resta a -3 la Credi Friuli, 38-35. Chiama time out Marchettini, tecnico della DGM BH Pub Campoformido. 58 secondi al termine del secondo quarto. Dopo il time out in campo la DGM con Monticelli, Minisini, Angeli, Cautiero e Ceschia. In attacco Cervignano invece sul parquet con Musig, Trossut, Aloisio, Mainardi e Miani. Ceschia, un po' di affanno ma con efficacia la DGM si gioca l'azione offensiva. Cautiero, Monticelli a metro di spazio, carica la Berta! Monticelli segna da 3 punti, il nuovo +6 per Campoformido, 41-35. Tossut, Miani prova a rendere la paglia, sbaglia Miani, a rimbalzo offensivo però Aloisio ha migliore posizione rispetto allo stesso Monticelli e il possesso è per Cervignano. Ci sono 12 secondi a disposizione della Credi Friuli per andare al tiro. Tossut subito veloce, rapido, sbaglia però la tripla e adesso può andare fino in fondo al secondo quarto Minisini gestendo il possesso. 15 secondi all'intervallo, chiama Cautiero per un pick and roll centrale. Minisini, Ceschia trova Cautiero a centro area, ancora Monticelli dalla stessa posizione, ancora a metro di spazio, stavolta sbaglia. Il pallone viene controllato da Cervignano ed eccola qui, l'avete sentita la sirena che sancisce la fine del primo tempo. La DGM BH Pub Campoformido vince 41-35 sulla ABC Cervignano Credi Friuli. Noi adesso andiamo in pausa e ci sentiamo per l'inizio del terzo quarto. Secondo tempo al Paraflora di Torre di Pordenone. In campo maglia bianca la DGM BH Pub Campoformido e in maglia blu la ABC Credi Friuli Cervignano. 41-35, +6 il vantaggio di Campoformido su Cervignano dopo i primi 20 minuti. Musig deraglia, perde la palla. Occhio a Angeli che di gran carriera parte in transizione offensiva. Bene il rientro di Cervignano e quindi è costretto a giocare contro la difesa schierata dalla DGM. Okkenen in avvicinamento al canestro, sbaglia il semigancio. Bravo Minisini a tenere vivo il possesso, a servire con un tocco, una smanacciata. Lo stesso Okkenen subisce il fallo. Era in fase di tiro Daniel Okkenen? No, era solo fallo sul palleggio, quindi rimessa in zona d'attacco per la DGM BH Pub. 9 minuti 15 secondi al termine del terzo quarto, 41 chi attacca, 35 chi difende. Thomas Miani non è molto d'accordo sulla gestione arbitrale di questo possesso. Minisini dietro il velo di Okkenen, Minisini palleggio resto tiro dal gomito dell'area, piuttosto morbido, troppo morbido. Musig è già dall'altra parte. Con la Musig, grande passaggio schiacciato verso Aloisio a centro area che scalpella l'opera d'arte del compagno con un appoggio piuttosto debole. Dall'altra parte inflazione di passi da parte di Okkenen.
Miani di forza a centro area subisce il contatto falloso da parte di Monticelli. Aloisio si coordina, bravo, bravo, sulla linea, lungo la linea di fondo. Eccoci. Salutiamo anche Rudy Romanin, arrivato per la partita successiva, che la sua San Daniele giocherà contro la Cordenons di coach Beretta. 41-37 il punteggio. Ockenen va in lunetta con i tiri liberi. Due su due per Danny Ockenen, 44 di GM, 37 Cervignano, 8 minuti al termine del terzo quarto. Poi ancora un recupero da parte di Angeli, rapido, andare in contropiede per il più 8 di GM, 45-37. Adesso è il momento della partita frangente, nel quale è la formazione di coach Marchettini quella più in palla. Ovviamente nel momento in cui lo dico entra in partita anche Riccardo Tossut con il tiro da 3 che riporta a meno 5 ai suoi, 45-40. Monticelli non tiene il contatto con Di Just, palla recuperata da Cervignano, ancora Tossut in transizione offensiva, subisce fallo, avrà 2 tiri liberi il numero 7 della Crede Friuli, classe 1996. Due su due per Tossut, che in un amen piazza lì 5 punti a referto e li porta i suoi a meno 3 sul 45-42. Adesso Monticelli riesce a evitare Di Just, ma poi sbaglia Angeli. Musig attacca Minisini, vede Meroi a rimorchio. Musig, step back, tiro da 3 punti di Musig e la parità a quota 45 è cosa fatta. Altra palla buttata via dalla BHP di GM. Minisini serve la boccia al fotografo. Immediato il time out chiesto da Marchettini, che vede i suoi. Per fortuna che esattamente un minuto fa avevo detto che il frangente era favorevole alla BHP di GM. Pum pum, parziale di 8-0 per Cervignano, parità a quota 45 e adesso è campo formido in difficoltà. Time out con entrambe le formazioni che hanno ancora 2 falli da spendere prima di esaurire il bonus. Mancano 6 minuti 47 secondi al termine del terzo quarto. Dopo il time out di Daniele Marchettini, in campo le 2 formazioni sul 45 pari. 6 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto. Qui Minisini bravissimo nel crederci fino in fondo, recuperando il possesso con un volo carpiato davanti alla sua panchina. Ockenen, perfetto lo show difensivo di Meroi, che è andato a coprire la linea di fondo sulla virata dorsale del centro della DGM. Rimessa all'attacco per BHP DGM, campo formido. Minisini cautiero
ribasato per Monticelli. Angeli, Minisini, Cautiero, non vale il canestro perché il tiro è stato scoccato dopo il suono della sirena dei 24. Frattempo in diretta vi aggiorno sul risultato della Delser Basket School Udine. Sta vincendo 36-42 al Pala Giordani di Milano sul parquet del Sanga nella seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile. Sempre in vantaggio Udine, ma con un margine più risicato di quanto non fosse già nel primo tempo. Di Just, vede Aloisio, non c'è copertura dal lato debole con Monticelli che si perde l'avversario e per la prima volta Cervignano passa in vantaggio sul 47-45. Siamo alla metà del terzo quarto. Rottura prolungata per la DGM, ci mette una pezza Cautiero con un pizzico, anzi più di un pizzico di fortuna, la tabellata dall'angolo. D'altra parte Tossut, che sembra essere uno dei segreti della rinascita cervignanese in questo terzo quarto, attacca il canestro, subisce fallo, vai Lunetta con 2 tiri liberi. Tanto Thomas Miani manda in campo il suo numero 9 Leonardo Scrosoppi, classe 95, Tossuti Lunetta con i tiri liberi. Più 1 Cervignano sul 47-48. Nella DGM esce Angeli ed entra il numero 7 Lorenzo Basso. Bene Okkenen sotto canestro. Okkenen fisicamente può fare la differenza lì sotto nel pitturato. Tossut, Musig, Aloisio, post up contro Okkenen, virata, tiene la posizione Daniel Okkenen, bene, Minisini parte in contropiede, arriva a rimorchio basso, serve Minisini che appoggia la tabella, fatto molto bene dalla DGM che torna avanti sul 51-48. Just arma la mano di Scrosoppi, si iscrive subito all'efferto il numero 9 cervignanese con la tripla della parità 4-51. Adesso la partita ha preso quota, livello quantomeno della competizione sul parquet si è elevato, 2 squadre rispondono colpo su colpo. Il Lunetta, Daniel Okkenen. Tanto Miani ha tolto Tossut e ha rimesso in campo il numero 18 Rivoli. Due su 2 per Okkenen, tiene avanti di 2 i suoi, 53-51, 4 minuti al termine del terzo quarto. Entrambe le formazioni hanno un fallo da spendere prima di esaurire il bonus. Mainardi, Scrosoppi, attacca Okkenen, Scrosoppi, poi si stoppa da solo il giocatore cervignanese. Buon per la DGM che può recuperare il possesso. Minisini, Cautiero, un po' sbasso. Monticelli dal lato debole spara la tripla, la sbaglia. Ujig vede il taglio di Aloisio che poi tenta il tiro in rovesciata no look, un po' pretenzioso.
Minisini 1 contro 1 da campetto. Il Mini piazza il +4 per la DGM, 55-51, ultimi 3 minuti del terzo quarto. Aloisio da 3 punti di tabella, torna a -1 Cervignano con il tiro da 3 e giustamente non avendolo dichiarato non dovrebbe essere valido. Questo invece è un fallo di Aloisio che trattiene Okenen sul taglio verso canestro. C'era il passaggio a palla ombella di Minisini. Cautiero dal palleggio, serve Okenen, mandando a farfalle l'intera retroguardia, l'intera fase difensiva della Credit Friuli Cervignano. 5-7-5-4 con Aloisio, ci ha preso gusto con la tabellata di prima, volta però Okenen gli sta molto più vicino e allora deve inventare Scosoppi che serve Rivoli, il taglio sulla linea di fondo, ancora una volta dal lato debole Monticelli è piuttosto poroso nella fase difensiva, ne concede 2 facili al suo dirimpettaio. Cautiero al post basso, spezza il raddoppio. 2 d'autore per Gigi Cautiero. Musig dopo l'end-off, diciamo un blocco piuttosto energico, per non dire un po' fuori dalle righe di Aloisio. Musig commette infrazione di passi e qui va dato atto a Monticelli di aver difeso meglio rispetto alla circostanza precedente. 5-9, 5-6 il punteggio, +3 per Campoformido su Cervignano, 1 minuto 36 secondi al termine del terzo quarto. Quella tripla dall'angolo sbagliata da Lorenzo Basso, si lotta al rimbalzo, la palla contesa per la legge del possesso alternato favorisce la formazione di Thomas Miani. Un minuto 16 secondi al termine del terzo quarto. Esce Minisini, rientra Tamigi nelle fila della BH Pub DGM Campoformido. È entrato anche Gallizia con numero 3 al posto di Monticelli. Dopo aver asciugato il parquet, e qui abbiamo l'assist per ringraziare il Torre Basket, il presidente Silvani, per l'ospitalità e per l'organizzazione di questo Basket Day. Entriamo nell'ultimo minuto del terzo quarto con la Credit Friuli Cervignano in attacco. Sbaglia Mainaldi il tiro da 3 punti. Tamigi serve in corsa Okenen, però Tamigi a quel punto poteva andare a tirare con Okenen che assicurava copertura al rimbalzo. È già dall'altra parte Mainardi, c'è stato Mainardi, non attacca Cautiero sull'1 contro 1 perché vuole il post up di Just in un fazzoletto di spazio, arma alla mano di Scrosoppi. E allora con la tripla di Leonardo Scrosoppi che fissa la parità a quota 59, seguiamo l'ultimo possesso offensivo del terzo quarto, mancano 15 secondi al termine. Peraltro non può andare fino in fondo Tamigi perché c'è discrepanza di 1 secondo e mezzo tra il cronometro del 24 e quello della partita. Allora Cautiero
sbaglia l'appoggio, 5 secondi, 4 secondi, 3, 2, 1, il tap-in di Cestaro non viene accolto dal canestro e allora, come credo sia giusto, le due squadre terminano il terzo quarto in perfetto equilibrio, 59 pari. Quarto periodo al Palaflora di Torre di Pordenone, in campo DGM BHP Campoformido in maglia bianca e ABC Credit Friuli Cervignano in maglia blu. 59 pari il punteggio. Cautiero cade nella trappola di Sael di Just, che pesa almeno 30 kg più di Cautiero, eppure è volato via sul contatto come fosse una piuma sul gomito leggero e leggiadro di Cautiero, per cui zingarata di Just, il giovane Cautiero c'è caduto, fallo in attacco, palla per Cervignano. Allora c'è un fallo difensivo di Tamigi, ancora rimessa in zona d'attacco per la formazione di Thomas Miani. Cestaro, anche lui vola sulla spinta di Tamigi, questa a dire il vero piuttosto energica. Giustamente rileviamo che nel giro di 26 secondi sono stati fischiati 3 falli alla DGM. Adesso bravo Galizia a recuperare il possesso, no, perché ricade con il piede oltre la linea laterale. Vediamo se finalmente Cervignano riesce ad arrivare a un tiro o quantomeno un'iniziativa offensiva degna di questo nome. Scrosoppi mette in ritmo Mainardi, che invece che tirare preferisce servire un inesistente compagno sotto canestro. Un po' di confusione in campo, mette ordine Tamigi con un pick and roll che coinvolge pure Cautiero. Tamigi spara una tripla senza costrutto. Cestaro, passo e tiro, arriva Galizia che lo abbatte. Ci saranno 2 tiri liberi per Cestaro e dopo 1 minuto e 2 secondi di quarto quarto la DGM ha già esaurito il bonus. Tossut, 4 secondi, deve tirare Tossut, sbaglia, il rimbalzo di Okkenen, sempre 59 pari. Vi ricordo che la DGM in questo quarto quarto ha già esaurito il bonus. Cautiero attacca Tossut che scivola bene, mette in ritmo Lorenzo Basso che segna il altro fallo e quindi ci sono tiri liberi stavolta per Cestaro. 8 minuti e 14 secondi al termine, siamo già in regime di bonus. Tra l'altro
se la prima partita è finita ai supplementari, questa qui con il bonus esaurito dopo 1 minuto di quarto quarto finirà mezz'ora dopo, per cui salta tutto il cronoprogramma della prima giornata del Basket Day. Tanto risultato finale al calcio dilettanti, il big match del campionato di eccellenza. Il Tor Viscosa ha espugnato lo stadio Teghi, il campo del Brian Lignano, vincendo per 1-0, gol di Puddu al 64esimo. Complimenti alla formazione di Pittilino. Ancora Basso tenta la tripla, la sbaglia. Okkenen regala un extra possesso a Tamigi, sbaglia la tripla, rimbalzone di Aloisio. C'è stato, può servire di Juste, l'ultimo a toccare la palla è Cautiero prima che sia dal campo, rimessa in zona d'attacco per la Credi Friuli. Shoot, regala il pallone a Galizia che si invola in palleggio. Cautiero, Tamigi, shoot a blocco di Okkenen. Cautiero si apre per il tiro da 3 punti, posizione frontale, sbaglia. Aloisio, rimbalzo difensivo, avanti Campoformido sul 6-2-6-0 e qui Cervignano butta via l'ennesimo pallone. Protesta un po' Tossut, ma risoluta la coppia arbitrale. 7 minuti 2 secondi al termine del match. 6-2-6-0, vantaggio di 2 punti per la BH DGM Campoformido sulla Credi Friuli Cervignano. Campoformido già esaurito il bonus, 0 falli di squadra per Cervignano. Torniamo in cronaca, vi ricordo che domattina dalle 10 alle 13, sempre qui al Palaflora, si terrà il Clinic PAO con relatori Alessandro Guidi, che parlerà della preparazione al campionato europeo della nazionale Under 16, Gianmarco Riuscetti, che parlerà della collaborazione e la relazione tra arbitri, allenatori, giocatori e dirigenti, quindi tutto ciò che succede sul parquet e attorno al parquet, e terzo relatore è il Zampa Alessandro Zamparini, che illustrerà lo scouting degli avversari e la preparazione della gara. Questo Clinic PAO domattina dalle 10 alle 13 per tutti gli allenatori del Friuli Venezia Giulia e non solo. Uno degli eventi inseriti nel programma di questo Basket Day, mi diceva il presidente Adami, il 21esimo organizzato dal suo comitato regionale, comprendendo anche quelli di Serie D e di Serie C femminile. Tamigi, transizione, sbaglia la tripla. Punteggio è 6-5, Campoformido 6-0 Cervignano, 6 minuti e 5 secondi al termine. E adesso rullo di tamburi, il primo fallo di squadra di Cervignano nel quarto quarto arriva dopo che la DGM ha esaurito il bonus già da 4 minuti. 6 minuti e 5 secondi da giocare. In attacco la formazione di Marchettini. Vi ricordo anche che è attiva l'iniziativa Prova anche tu, l'hashtag Io Arbitro, con cui il Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro ha istituito corso gratuito per arbitri di basket e per ragazzi e ragazze dai 13 ai 30 anni. Corsi aperti in tutte le regioni, tutte le informazioni sul sito www.arbitri.fip.it/corsi. Forse un corso di terzo tempo Aloisio potrebbe farlo, perché ha tentato uno Eurostep con 2 giocatori davanti a lui, palla persa dal giovane ventenne cervignanese, pivot della formazione di Miani.
Vi ricordo che più tardi saremo in diretta anche per l'ultima partita della prima giornata del Basket Day, con Cordenons e San Daniele impegnate sul parquet. Le due squadre sono già praticamente in campo in attesa di poter calcare il campo del Palaflora per il loro riscaldamento. Prova ad allungare la DGM BH Pub, 6-7-6-0, 5 minuti e mezzo al termine. Tenta la spallata la squadra di Daniele Marchettini. Aloisio Musig scarica nell'angolo a Meroi, che commette fallo in attacco. Sì, anche questa mi sembra una bella chiamata, perché il movimento a uncino con il gomito, con il braccio esterno, era evidente. Quindi chiamata precisa, terzo fallo di squadra per Cervignano. Galizia si è messa a zona la squadra di Milani. Galizia se ne è accorto, piazza il jump, scheggia malapena primo ferro. Un po' più di energia ci vuole, caro Galizia. Musig vede Meroi arrivare dal lato debole. Aloisio fa saltare Ockenen, segna con il fallo di Daniel Ockenen. Bravo Aloisio, qui di tecnica da pivot. Intanto è finale a Milano. La Delser ha ottenuto la prima vittoria stagionale vincendo per 47-53 al Palagiordani sul campo del Sanga. Quindi applausi e complimenti per la formazione di coach Alberto Matassini, che a dire la verità non abbiamo visto troppo bene all'esordio in campionato sabato scorso a Pasian di Prato, al Palavecchiato contro Mantova. Bene, oggi a Milano è arrivato il primo successo stagionale per la Delser Basket School Libertas Udine. Tutto rigorosamente in diretta, sempre su BHTV. Guarda cosa ti combina Lorenzo Basso, prova il sottomano in acrobazia, in controtempo subisce il fallo di Meroi, 2 tiri liberi per Basso, e anche Cervignano esaurisce il bonus. 4 minuti e 30 secondi al termine, più 5 col tassametro in funzione per la BH Pub DGM. 6-7-6-2 diventa più 6, 6-8-6-2. E adesso vi chiedo un minuto di concentrazione e di raccoglimento. Va a tutti voi che siete a casa lì davanti ai nostri teleschermi, perché vi do la notizia che al Palaflora è arrivato anche coach Mario Colonnello. È arrivato dal lato debole anche Monticelli, che sul taglio flash la ricezione sbaglia l'appoggio. Tossut non è aggressivo, lo è molto di più Meroi, che però sbaglia il tap-in. 3 minuti 56 secondi al termine, sempre più 7 per Campoformido. 6-9-6-2. Tamigi sfrutta un momento di indecisione, una finta che ha mandato fuori misura di Just e Musig, e quindi a 3 minuti e 46 secondi al termine, sul meno 9, 71-62, 7-1-6-2 per Campoformido, chiama time out Thomas Miani. Tre minuti 45 secondi al termine. Ultime cartucce da sparare per la Credit Friuli Cervignano, che è sotto di 9, 7-1-6-2 contro la DGM BH Pub Campoformido in questa seconda partita della prima giornata del Basket Day di andata della serie C Silver. Di Just sbaglia da 3, Ockenen recupera il rimbalzo difensivo, ma poi ricade col piedone pestando la linea di fondo, e quindi il possesso è ancora per Cervignano. 14 secondi a disposizione della Credit Friuli per andare al tiro.
Tossut. Tossut, virata e segna sulla testa di Lorenzo Basso. Tamigi vorrebbe il post up di Okenen, la palla arriva in effetti a Okenen che si fa beffe dell'aiuto dal lato debole da parte di Tossut, ne segna 2 per lui facili. Di nuovo più 9 per Campoformido, 7-3-6-4. Adesso butta via pallone Cestaro. Ho basito Thomas Miani sulla sua panchina. Ancora Okenen. Trova nell'angolo basso Monticelli per mettere la parola fine al match, ma sbaglia Monticelli. Di Just raddoppiato. E Monticelli commette un fallo, anche questo abbastanza inutile, perché c'era il raddoppio. Difatti Marchettini gliene sta dicendo di ogni. Monticelli ha fatto tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare, invece che contenere ha commesso fallo, ha fermato il cronometro e dà a Di Just la possibilità di segnare a cronometro fermo. Il problema è che Di Just, stanchissimo, fa fatica a piegare le ginocchia, segna solo il secondo dei tiri liberi a sua disposizione. Due minuti 20 secondi al termine. Tamigi congela il ritmo, giustamente. I suoi sono a più 8 sul 7-3-6-5. Tamigi attacca canestro, scarica nell'angolo per Cautiero e Gigione Cautiero mette il 3 punti della staffa. 7-5, 6-5 più 10 per la DGM BH Pub. Entriamo negli ultimi 2 minuti. Chiama un altro time out Miani, ma mi sa che anche come linguaggio del corpo vedo i giocatori di Cervignano piuttosto sfiduciati, anche se adesso Tamigi regala un possesso a Tossut, che però sbaglia il tiro da 3 punti in transizione. 1 minuto e mezzo al termine. Monticelli, Tamigi, non ne ha più Cervignano, giocatori sulle gambe, la palla arriva sotto a Okenen contro Di Just che cala la mannaia. E ora rientra anche Minisini nelle fila della DGM BH Pub al posto di Basso, ma c'è anche il time out chiesto in precedenza da Miani. 1 minuto e 20 al termine. Campoformido 7-6, Cervignano 6-5. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus, ma ormai ci sono solo 80 secondi da giocare e la formazione di Daniele Marchettini ha la partita in pugno. ...80 secondi al termine della partita. C'è Daniel Okenen in lunetta con i tiri liberi. Sbaglia i personali il pivot della DGM. Dall'altra parte Musig segna con un altro fallo del tutto scriteriato da parte di Tamigi. Quindi potenziale gioco da 3 punti per Musig. 1 minuto e 12 secondi al termine. 7-6 DGM, 6-7 Campoformido. Resta tale il punteggio perché Musig sbaglia il tiro libero. Poi Monticelli a rimbalzo difensivo subisce il contatto e andrà in lunetta con i tiri liberi. 1 minuto e 9 secondi alla fine. Ma attendiamo solo di capire quale sia il risultato finale. Ma 2 su 2 Monticelli. C'è stato Di Just
Musig, poi la palla arriva sotto da Aloisio, viene praticamente lasciato tirare. 50 secondi al termine. Di Just commette un altro fallo. Quarto fallo personale per l'ala di Terzo di Aquileia. Sì, via WhatsApp mi hanno fatto notare che è il quarto fallo fischiato di Just, non quello commesso, perché grande Jacopone. Tamisi realizza i tiri liberi che fissano il punteggio sul 7-9-6-9, più 10 per la DGM BH Pub. Di Just, Aloisio, catch and shoot, tiro sbagliato, il rimbalzo è per Cautiero. Minisini arriva in attacco, poi saggiamente rallenta ancora il ritmo la DGM, mentre Monticelli decide di andare a tirare, viene stoppato, ma poi Cervignano butta via l'ennesimo possesso con Musig. Si è seduto anche Thomas Miani, segno evidente della resa della Credi Friuli, e dunque la DGM BH Pub vince la sua prima partita all'esordio, questo campionato di Serie C Silver, abdica la Credi Friuli neopromossa. Saranno due squadre che comunque seguiremo piuttosto spesso in questa stagione 2019-2020, che inizia oggi con il Basket Day 7-9-6-9, il successo ufficiale del team di Marchettini su quello di Miani. E noi adesso andiamo in pausa, ci risentiamo tra una ventina di minuti per la sfida, sempre in diretta su BHTV, FVG Sport Channel. Saranno di scena il Michelaccio San Daniele e la Intermec Cordenons. A più tardi.